Ieri, dopo l'inaugurazione del corso per infermieristica, le autorità si sono spostate dalla sede ASPO all'ospedale di Chioggia, reparto cardiologia, dove l'assessore Lanzarini, assessore alla sanità della Regione Veneto, ha inaugurato il nuovo angiografo, una strumentazione del valore di 608.000 euro, il cui acquisto è stato possibile grazie a contributi della Regione e a fondi del PNRR. Il dispositivo è entrato in funzione a metà giugno. Si tratta di una delle grandi apparecchiature che la Regione Veneto sta mettendo a disposizione dell'ospedale di Chioggia, a dimostrazione dell'attenzione che la Regione Veneto pone nell'ambito sanitario. Strumentazione radiologica complessa a elevata tecnologia di ultima generazione, il nuovo angiografo consente di visualizzare a schermo non solo le coronarie ma anche altre arterie collocate in diverse parti dell'organismo, fornendo immagini con una definizione ben maggiore rispetto alle strumentazioni precedenti. Il personale altamente specializzato sia a livello medico che infermieristico viene esposto a una dose di radiazioni inferiore rispetto a quelle del macchinario precedente. Al termine della presentazione, il vescovo della diocesi di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, ha benedetto la macchina e il personale presente con molta partecipazione. Il video completo dell'inaugurazione della strumentazione è sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.